Buongiorno a tutti, intanto scusate la voce, ma purtroppo devo sottoporvi a questa sofferenza per via di un raffreddore. Allora, invito sul palco a farmi compagnia l'avvocato Casucci dello studio legale Casucci STP di Milano. Buongiorno, ben arrivato. Il dottor Zen della Fondazione Bruno Kessler di Trento, Emanuele Sartori della Vereco SPA di Malo, e Gino Guarda, consulente per il mercato cinese, ma anche ex presidente di Informest. Prego. E poi approfitto della presenza dei due ospiti cinesi per invitarli qui con noi, perché così possiamo far loro magari qualche altra domanda rispetto a quello che hanno detto prima. Per cui Danny Chen, prego, e Hao Zhang. Scusate davvero, perdonatemi per questa voce. Io sono ben contenta oggi di essere qui perché l'argomento della tutela industriale, dei brevetti industriali e del patrimonio industriale è una questione molto urgente per le aziende, soprattutto per quelle del nord-est, per quelle venete. Vi cito dei dati che escono da uno studio che hanno fatto i commercialisti padovani. Il 98% delle aziende venete non è organizzato per tutelarsi, e rispetto alle aziende europee quelle italiane sono tra le meno protette. Il 64% sottovaluta il problema e i settori più a rischio sono il tessile per il 76% e la meccanica. Quindi, come dire, le aziende devono in qualche modo fare un ripensamento forte, come ha citato il dottor Caldiera all'inizio di questo pomeriggio. Comincerei subito, anche per non straziarvi troppo, dal dottor Casucci, dall'avvocato Casucci, a cui chiederei quali sono le difficoltà a cui le PMI vanno incontro nel momento in cui affrontano i mercati del Far East e in particolare la Cina. Credo che si senta bene. Vale, sì. Io ho un'esperienza ormai che ha, grosso modo, 14 anni. Io il mio primo viaggio in Cina dal punto di vista poi sia culturale che professionale è stato nel 96. Nel 96 fui incaricato di redigere un rapporto per la Commissione europea in tutti i paesi del Far East sullo stato di implementazione degli accordi TRIPS, ossia gli accordi internazionali che armonizzano oggi la proprietà industriale nel mondo. La Cina del 1996 era molto diversa dalla Cina che è attuale. Ma già nel 96 io ricevevo dei messaggi molto chiari dal mercato cinese, un mercato ancora, se vogliamo, meno aperto di quello che è adesso, meno competitivo di quello che è adesso, e i messaggi erano molto chiari. L'Italia aveva una sorta di particolare attrazione per il mercato cinese su due profili. Il primo, che è quello più scontato, è l'appeal dal punto di vista dell'immagine, della moda, del richiamo dal punto di vista così dell'aspetto diciamo più intangibile, legato anche un po' alla qualità del cibo, eccetera, ma soprattutto legato al settore moda. Ma un secondo settore, molto ignorato dal mio punto di vista dagli imprenditori italiani, era il livello di qualità che l'industria cinese riconosceva all'industria meccanica italiana, tanto da considerarla un competitore diretto di quella tedesca, con un vantaggio concorrenziale relativo ai prezzi. In altri termini, una delle poche cose che credo solo pochi fortunati italiani che hanno operato in Cina si sono trovati a beneficiare, ossia un'attribuzione, un riconoscimento di qualità nella meccanica dei trasporti, meccanica nelle lavorazioni industriali, paragonata alla qualità che noi normalmente attribuiamo alla Germania e alla Svizzera. Chi ha cavalcato quest'onda? Pochissimi. Quindi il primo problema che io vedo nell'industria italiana è la miopia. La miopia nel non vedere nella Cina o anche nell'India il futuro del commercio, il futuro dello sviluppo industriale e commerciale, i veri mercati dove noi potremmo beneficiare di un vantaggio competitivo che è attribuito alla qualità, non solo al contenuto innovativo, perché in alcune aziende l'innovazione non necessariamente è così rivoluzionaria, soprattutto nella meccanica pesante, non è detto che ci sia sempre un salto innovativo importante, ma il riconoscimento della qualità invece è significativo, perché a parità
di caratteristiche, se vogliamo, tecniche già conosciute. Se devo acquistare un bene che ha maggiore qualità rispetto a un altro, significa che mi aspetto maggiore durata, maggiore sicurezza e così via. Questa è una cosa che noi italiani, che le nostre imprese italiane non hanno compreso e soprattutto non hanno compreso quanto il mondo cinese è estremamente sensibile a questo. Quindi tante occasioni perse di business, cosa che invece il mondo tedesco ha colto alla grande. Ha colto alla grande non a caso, e qui spiego un po' perché, trovo una ragione del perché il sistema giudiziario, in particolare con cui io mi confronto, cinese, è così efficiente, è basato sul sistema tedesco. Il sistema di separazione delle cause dalla validità e contraffazione è derivato da un sistema tedesco, chiarissimo. Il sistema tedesco è stato estremamente pervasivo sia dal punto di vista commerciale che culturale, tanto che una delle più prestigiose università in materia di ingegneria, la Tongji University di Shanghai, è nata grazie al fatto che in quell'area era stato creato il primo ospedale tedesco praticamente nel varco delle due guerre, se non erro. Non conosco molto bene la storia di questa cosa, ma tutto è nato da una forte influenza germanica. Nonostante ciò, nonostante un'influenza così importante che la Germania ha all'interno del rapporto d'alleanza con la Cina, nonostante ciò, io continuo a registrare una disponibilità e un'attenzione a tutti i livelli del mercato cinese nei confronti dell'Italia. Basti pensare, l'ultima notizia, che la Tongji University, con cui collaboro in corso di formazione che dirigo con l'ICE ormai da 4 anni, ha deciso di aprire il più grande centro di design asiatico e forse sarà il più grande centro di design al mondo, avendo visto il progetto. Si parla di 4 torri grattacieli con un auditorium enorme e un museo permanente di industrial design e di design moderno. Ebbene, potrà sembrare piaggeria, ma non lo è. Una parte di questo centro verrà chiamata Little Italy, ma non nel senso, scusate, di richiamare pizza, mandolino e queste cose qua, no. Il motivo per cui all'interno di un centro di design viene richiamata un'area dell'Italia è per il riconoscimento della capacità architettonica dell'organizzare l'urbanistica, almeno l'urbanistica classica delle città italiane, il gusto dell'allestimento dei centri commerciali e dell'offerta del prodotto al mercato e quindi il poter vivere bene. Questo in un'ottica di design ambientale e urbanistico è un riconoscimento che ritengo straordinario nei confronti del solo nostro paese. A fronte di questo, quindi, io ritengo che il primo pregiudizio che vada superato, la prima difficoltà che le nostre piccole e medie aziende hanno è che ignorano tutte queste notizie. Se sapessero quanto è correntemente apprezzato e valorizzato il contributo in termini di qualità legata ai prodotti, l'appealing di moda, vabbè, è facile, è qualcosa di condiviso nel mondo intero. L'intenzione, l'interesse che ha il mondo culturale cinese a ogni livello, a livello accademico universitario, come a livello imprenditoriale, e così a livello di vita quotidiana, di social life. Ebbene, tutti questi elementi porterebbero a una semplice equazione di risultato. Che cosa stiamo facendo ancora qua con le imprese italiane che cercano di difendere il mercato nazionale? E qui spezzo la seconda, mi perdate, perché è un tema di grande attualità, ma che secondo me è costantemente sbagliato. Che cosa stiamo a difendere il Made in Italy alle frontiere italiane? Scusate, ma io sono anni che combatto questa cosa, dalla prima sentenza di Cassazione del caso Thun, in cui non si sa perché il governo italiano ha sempre cercato di fare una guerra spietata nei confronti di chi? Degli imprenditori che facevano terziarizzazione all'estero, non nei confronti di chi importava prodotti abusivi o contraffatti, no, condannando direttamente o indirettamente coloro che facevano terziarizzazione e che perché avevano un nome italiano venivano sanzionati in base al 517 del codice penale. Non è in Italia che dobbiamo difendere il Made in, non è in Italia che viene fatturato il Made in, non è in Italia che ha un valore aggiunto competitivo sul prezzo, per essere veramente triviali, il fatto di poter marcare un prodotto Made in Italy oppure no. È in India, è in Cina, è negli Stati Uniti, mercati che oggi rappresentano il futuro della nostra capacità produttiva. È lì che dobbiamo valorizzare il Made in Italy, difenderci da usurpazioni.
Non possiamo far cause penali nei confronti di un'azienda, e qui cito perché è il caso storico, come la Thun, che fa terziarizzazione in Cina, e cerchiamo di aprire procedimenti penali solo perché Thun c'è scritto sotto Bolzano e Italia e la merce arriva dalla Cina. Questa è la cosa che mi fa impallidire, perché basta andare a Wangfujing, nella strada pedonale più importante di Pechino, o nella zona di Nanjing Road pedonale di Shanghai, per vedere, guardarsi intorno e scoprire quanti marchi Italian sounding sono presenti. Io non credo che neanche un terzo di quei marchi lì sia veramente italiano. Io credo che qualcuno abbia capito che in Cina si vende molto bene la merce italiana, o la merce che richiama l'Italia, o che dà l'illusione al consumatore che sia italiana. Ma non sono i nostri imprenditori che hanno beneficiato di questa cosa. Qualcun altro che ha capito molto bene una cosa che gli italiani non hanno capito. Ebbene, un messaggio all'imprenditore, un messaggio al governo: smettiamolo di fare i cretini, scusate l'espressione, ma ci vuole un messaggio forte. Stiamo perdendo tempo con leggi che stanno penalizzando semplicemente la terziarizzazione, e che cosa facciamo per difenderci da, senza alcuna cattiveria, ma un imprenditore turco che crea un marchio che ricorda molto Zegna, Mario Zenioti, che sta fatturando miliardi in Cina perché tutti pensano che siano un'alta classe di design italiana. Questo significa farsi depredare in casa delle nostre risorse intangibili e adornarne qualcun altro che in nulla ha fatto, salvo che avere l'occhio più aperto di noi là. E con questo concludo questa osservazione. Che cosa il governo cinese, il sistema giudiziario cinese potrebbe fare in questa direzione? È una domanda espressa che ho fatto durante l'Expo di Shanghai, alla settimana europea della proprietà industriale presso il padiglione belga. Dico, voi come organi di controllo, e c'erano l'ex giudice di Corte Suprema Zhang Jipei, un personaggio estremamente influente nella cultura giuridica cinese, è colui che ha firmato la sentenza a favore di Ferrero, un personaggio che ha preso le difese molto chiare nei confronti di un'imitazione grave nei confronti delle aziende italiane. Nei confronti anche delle autorità amministrative, le cosiddette SAIC, le State Administration of Industry and Commerce, che è il potere amministrativo più importante per difendere il mercato da casi di contraffazione di marchio, e adesso da poco anche in caso di brevetti e di design. Dico, se voi vi rendeste conto che vengono venduti nel mercato cinese ad alto prezzo prodotti che alludono o che fanno credere di essere italiani, voi cosa fareste per tutelare il consumatore cinese, chiaramente quello ricco che paga, convinto di acquistare un bene che è di origine italiana? Cioè, beh, ma questa sarebbe un'evidente frode. Ma noi come facciamo a saperlo se gli italiani non ce lo spiegano? Ecco, che cosa stiamo a fare ancora in Italia con leggi sul Made in? Questa è la provocazione che do, e apprezzando molto la crescita del sistema giudiziario e del sistema di proprietà industriale cinese che qui i colleghi hanno testimoniato, il messaggio mio è quello di abbandonate i pregiudizi, cominciate a considerare veramente il mercato cinese come il futuro del nostro mercato di sbocco produttivo e commerciale, e cominciamo a utilizzare gli strumenti che là esistono e sono a disposizione. Ma se noi non li chiederemo non avremo mai alcun diritto, è evidente, è una conseguenza logica. Bisogna prima chiedere per poi poter pretendere.